dovremmo essere, diciamo, quasi pronti. Prendiamoci un po' di beneficio di inventario. Yeah. Allora, io a questo punto posso fare una presentazione ufficiale. Ladies and gentlemen, ce l'abbiamo qui sul palco per la prima volta qui al salotto Before Sunset. Yeah. Facciamogli un Buonasera a applauso. tutti, buonasera. Anche perché Cogliamo l'occasione per fare gli auguri a chi compie gli anni da questa parte. Bravo, Abbiamo visto bravo, in brindisi, bravo, tanti facciamolo. auguri. tantissimi auguri. Adesso bisognerebbe Qualcun altro fa il compleanno. o anche un onomastico, possiamo fare una onomastico. ricorrenza. Comunque noi è chiaro, volentieri siamo in piazza e giustamente festeggiamo. Allora intanto benvenuti, anche perché voi un po' di strada l'avete fatta, perché se non sbaglio voi siete di Casale Casale, sì. Casale. Come New Land. Come io. New Land. Ah, quindi siete, diciamo, quasi paesani. Casale Monferrato, per quelli, giusto per dare subito, mi viene in mente i crumiri, quei biscotti straordinari, sì, cose specialità. È l'unica cosa. È l'unica cosa, adesso è vero, adesso No, chissà no, quali dai. altre robe le andremo a scoprire, anche perché poi voi ci raccontate, diciamo, le vostre storie e anche un po' le vostre paure, perché Sì. Hai paura del futuro, è il vostro ultimo lavoro, è uscito qualche mese fa, è un Sì, titolo paura. impegnativo. Paura del futuro, a maggio è uscito. Maggio, No, sì. ah, 11 pensavo fosse maggio. 11 maggio, è venuta paura del futuro l'11 di maggio. Preciso, Esattamente, preciso. sputato. Adesso sono circa 4 mesi che avete sta paura, vediamo nel frattempo come andata. E siamo convinti che ci accompagnerà per molto Per tempo. molto tempo, ma no. Vabbè, allora senti, qual è la prima tappa di questa paura del futuro? A cosa ci Suoniamo un avviciniamo? pezzo che però risale a prima di Paura del futuro. E si Era il intitola- periodo dell'età del tufo. dell'età diciamo. del tufo. Poi Nel senso questo che pezzo era il vostro primo album, esatto, no? è un album embrionale. Poi questa canzone è comunque finita in Paura del futuro perché ci piaceva, ci sembrava coerente con il resto dei Sì. nuovi pezzi. E quindi suoniamo Dammi un cielo. Dammi un cielo. Dammi un cielo. Signore e signori, Before Sunset, dammi un cielo qui al salotto. Mi sento perso nelle lacrime del tempo che non ritorna e chi lo sente sente a stento, che non mi guardi neanche per farmi un piacere, che non mi senti neanche se mi metto a urlare, ed ero immobile a fissarti. Fumavi stanca ed io non so, bevevi cocktail per cuori solitari, io ero ubriaco dalle 2. Almeno tu dammi un cielo contro cui bestemmiare, almeno tu dammi un cielo che non si possa più incendiare. Ho i litigi e il dolore, peggio di una separazione. Venivo sotto casa tua, tuo padre mi mandava via. Hai messo un veto sul mio volto, non posso più volare via, ma scenderemo giù in cantina, dove brinderemo all'agonia. Almeno tu
Grazie mille. Before Sunset, qui al salotto, gruppo, diciamo, siete tutti giovani, giovanissimi, sì. diciamo, dalla vostra biografia e presentazione la cosa che mi è rimasta su, cioè vi piace fare le cose dal vivo, insomma, sì, più che registrare sì, i dischi, vi piace andare a suonare dal vivo. Sì, suonare dappertutto dove si può, anche se non si può noi suoniamo lo stesso, insomma. Certo, e infatti basta aprire la vostra pagina Facebook per vedere che comunque di concerti ne avete fatti, ne farete anche uno questa settimana. Abbiamo uno, questo venerdì all'Aritmia Festival a Saluzzo. Da spaccarci le ossa. Sì, abbastanza. Ma tanto già la mattina dopo è come se fosse niente, sì, ancora per qualche anno, poi vedrete che cambierà anche questo andazzo, quindi diciamo sfruttate adesso che ce n'è. Allora io questa... il titolo, diciamo, Paura del futuro, è abbastanza impegnativo, un po' mi ricorda gli After Hours con la loro paura del buio, però è una situazione che non so se sono uno dei vostri gruppi di riferimento. È tipo il mio. Ti ha sgammato. Mi ha sgamato. No, subito vabbè, t'ho sgamato, vedi? Però in questo album non ci abbiamo pensato troppo. C'è poco After Hours. C'è poco After Hours, però comunque diciamo sono tra i gruppi che sono riusciti a coniugare, diciamo, lingua italiana e rock, che ce ne sono altri che vogliamo segnalare, visto che siamo entrati così nelle agiografie, nei nostri santini italiani rock, diciamo. I Fast Animals and Slow Kids da Perugia, sì. I Ministri, Zen Circus, tutta tutta una stirpe di stirpe. E voi volete metterli, diciamo, in quel solco. Io stasera vi ho fatto venire così un po' acustici, più folk del solito, non me ne abbiano i vostri fan, però magari è anche una maniera di ascoltare in un'altra versione le vostre canzoni. Sì, sicuramente. Adesso che cosa ci fate ascoltare? Adesso suoniamo il singolo che è uscito a fine aprile, che ha, diciamo, battuto la strada per il disco, e si intitola Condizionale, come quel tempo là, come quel tempo che ormai non si usa più, diciamo, perché va abbinato al congiuntivo, la gente il congiuntivo non lo sa, è più condizionato adesso, il condizionale, però invece i Before Sunset ci cantano Condizionale. si è perso all'orizzonte. E quel che ricordavo come il lato migliore, paura del futuro non ne abbiamo più da un po'. Se uso il condizionale, cosa potrà cambiare? Ma siamo solo noi, spezzati a metà, per combattere una guerra che non ci salverà. Siete più di noi, non avrete mai la nostra insicurezza e ne hai la pietà. Nai, nai, nai. Bevi di più o di meno e asciugati la fronte. Giocati le tue carte
sogna le stelle rosse. Tanto paga papà, che chi te lo fa fare? Io uso il condizionale, il futuro al sicuro. Ma siamo solo noi, spezzati a metà, per combattere una guerra che non ci salverà. E siete più di noi, ma non avrete mai la nostra insicurezza, e ne hai la pietà. Nai, nai, na. Nai, nai, na. E siamo solo noi, spezzati a metà, per combattere una guerra che non ci salverà. Siete più di noi, ma non avrete mai la nostra insicurezza, e ne hai la pietà. Nai, nai, na. Nai, nai, na. Nai, nai, na. E ne ha figlio di Troia. Grazie. Before Sunset qui al salotto, grande mister Tommaso, salutiamo anche in qualche modo gli Uppertons e Tommaso Bros, che l'altra infatti io qui ce l'ho ormai come Santini, ve li consiglio tantissimo, con sono ancora qua perché mi porta ormai bene, che sono venuti ad aprire questa nuova stagione del salotto. Allora adesso ho un po' raccontato i fatti miei, ma invece entriamo un po' più in quelli che sono i fatti vostri. Abbiamo una cosa che ho notato, perché poi vedete queste facce tranquille così, le canzoni, poi a un certo punto nei testi ogni tanto arriva quella parola che zac, come è anche finita questa canzone, adesso non mi ricordo esattamente, ce l'avete un po' sta cifra che ogni tanto vi piace, come dire, mettere su strappe, una bella parola. Ti racconto una cosa, l'anno scorso abbiamo suonato a San Giorgio, che è un po' a casa nostra, sì. E alla fine del concerto si sono venuti a lamentare perché ne abbiamo dette troppe. perché poi ma tu dici tutte ste parolate, non sei un ragazzo tranquillo. Poi... Esatto, perché poi non si direbbe così, cioè non è vedi, uno tatuato, e questa cosa qua, però poi vi piace mettere il distorsore, diciamo, la lingua italiana, sì, in qualche modo. Va bene, la prossima canzone quante parolacce contiene? Possiamo così avvisare, visto che siamo anche in diretta streaming. Non ce n'è, parolacce la città di Troia, a dire il vero. Sì, Enea figlio di Troia è un doppio è epica classica a quel punto, è chiaro, anzi qua dimostrate di aver fatto degli studi di un certo livello. Va bene, quindi il prossimo brano lo possiamo dire anche per quelli che ci ascoltano in streaming, li possono ascoltare anche i bambini, non ci sono parolacce, ma loro sono i Before Sunset. C'è solo Sunset. tanta tristezza, vabbè, tristezza saudaci, dai. Fino a 4 anni, ma me piacciono ancora, perché la vita è ingiusta come i Playmobil. Ci scrivo fino a 4 anni, ma me piacciono ancora.
e ci siamo scordati di spegnere la luce. I tuoi non vengono più a darci la buonanotte oramai, come quando da bambini si giocava fino alle 2. Ora piango solo a letto, fuori non mi riesce più, perché la vita è ingiusta come i Playmobil. Ci scrivo fino a 4 anni, ma a me piacciono ancora, perché la vita è ingiusta come i Playmobil. Ci scrivo fino a 4 anni, ma a me piacciono ancora, mi piacciono ancora, mi piacciono ancora, mi piace ancora. Perché la vita è ingiusta come i Playmobil. Ci scrivo fino a 4 anni, ma a me piacciono ancora, perché la vita è ingiusta come i Playmobil. Ci scrivo fino a 4 anni, ma a me piacciono ancora. Grazie. Before Sunset, ma è bellissimo questo brano, anche se sì, con un po' di saudaci, ma scusa, non ho capito perché sarebbero ingiusti sti Playmobil, però diciamo cosa c'hanno di giusto? No, perché mi interessa, costano perché tantissimo. costano, beh, allora sì, E sono poi- d'accordo. Poi non so, è un po' quella cosa del distacco, no? Che da bambino giochi con i Playmobil, poi se a 15-20 anni ti metti a giocare con i Playmobil, È un po' grave, dici. insomma, la Beh, gente ti giudica, no? chi lo sa, potresti diventare un collezionista. Sì. Allora, io a proposito di cose strane, non so se qualcuno di voi ha, che ne so, gli piace ogni tanto fare le cose in costume, gli piace stare a travestì, c'è qualcuno di voi che ha qualche Normalmente passione? Non no, ancora. però Chi lo sa? non sappiamo. Magari poi avrete una deriva alla Lui lo fa presa, ogni lui lo tanto. fa. Ecco, perché io vorrei invitare adesso qui al mixer una nostra amica, nonché presidente dell'associazione Arturo Ambrosio, Manuela Michetti. Facciamole un applauso anche perché è la prima signorina che abbiamo qui, diciamo, al salotto stasera, io ci tengo. Allora, benvenuta, l'abbiamo accennato, l'ho detto all'inizio, ci sarà il 27 di settembre qui al Cinema Ambrosio un evento, perché verrà presentato questo documentario diciamo su una scuola di drag queen, se non ho capito bene, che si intitola Essere Divina. Però c'è un evento, quindi io qui c'ho l'organizzatrice, dici 2 parole su questo evento. Certamente, grazie a tutti, buonasera. Grazie anche per la signorina, vista la mia veneranda età, è sempre gradita la cosa, insomma. Comunque parliamo invece dell'evento appunto che si svolgerà all'Arturo Ambrosio il 27 di settembre alle ore 21. Sì, per noi è una cosa molto interessante, no, speriamo insomma che
possa coinvolgere il grande pubblico, perché è un documentario su l'unica scuola in Italia in cui si impara a diventare drag queen, ed è a Milano, che insomma non è una cosa particolarmente frequente, ovviamente. Ma la cosa interessante che ci ha colpito di più è il fatto che si può essere drag queen pur essendo sia uomini che donne. Io pensavo fosse una cosa di genere, invece no. Drag queen significa liberare un corpo che può essere sia maschile che femminile delle proprie potenzialità e tirare fuori tutto se stesso, tutta se stessa, e questa secondo me è una cosa interessantissima, e proprio attraverso questo si capisce che non è soltanto un cambiamento esteriore, ma è soprattutto un cambiamento interiore, è scoprire delle potenzialità, è un modo di essere, un modo di vivere, un modo di essere divina, come dicono loro. Essere divina. Allora, la regia è di Luca Pellegrini, inviteremo all'evento sicuramente il chitarrista dei Before Sunset, che abbiamo capito che è quello che sei più alle zeppe, no? Siamo insieme io no, ma non era discorso di con genere. I Playmobil lo invitiamo. Con i Playmobil. Okay. Vabbè, comunque, per venire all'evento a che ora è? Diamo delle... Arturo Ambrosio, associazione, l'evento è al Cinema Ambrosio alle ore 21 il 27 di settembre, vi aspettiamo tutti. Allora, Manuela, ci arriveremo vestiti nelle maniere più libere possibili? Assolutamente, perché ci sarà poi anche una sorpresa e ci sarà anche uno piccolo spettacolo proprio fatto dalle ragazze del film sul genere. Va bene, allora Manuela, grazie mille. Noi abbiamo lasciato... Grazie ancora. Allora, l'appuntamento è il 27 settembre al Cinema Ambrosio con questo Essere Divina. Noi abbiamo fatto riflettere anche un po', perché questo è un pezzo dove avete sudato, voi che siete giovani, però adesso così offriamo un momento così di più spensierato magari al nostro pubblico. Cosa avete in programma nella vostra scaletta? C'è una canzone a cui noi siamo molto affezionati che si intitola Legnaia. Legnaia, cioè il luogo dove sta la legna. Dove sta la legna da ardere. Sì. Così. Ma anche per farla stare lì, insomma, per farla stare lì, per non averla tra le scatole. Esatto. Legnaia, Before Sunset qui al Salotto. E lo sai, dopo queste ore mi raggiungerai in legnaia assieme ai topi ai guai, e col legno un abete costruirai, e sarà un momento che ti porterà via con ragione e sentimento fino a che non sarai mia, e sarà un nuovo inizio per chi ricomincerà, ma non dire a nessuno che tu sei rimasta qua. Sono un romantico e lo sai, dopo queste ore mi raggiungerai in legnaia assieme ai topi ai guai, e col legno un abete costruirai. E la noia e lo stupore ti appartengono da un po', l'esistenza ed il dolore dentro te convivono. Hai dosato la speranza e ora ti odi un po' di più, hai voluto pedalare e ora sei caduta giù.
l'Aia prende fuoco ormai, preso fuoco ormai, e gli idioti resteranno assieme a noi. Grazie. Before Sunset qui al salotto. Però insomma ricordiamolo ancora, sarete per esempio la prossima, cioè no, questo venerdì qua, sì. al, se non sbaglio, Saluzzo Aritmia Festival. Music Festival, e poi immagino che andrete avanti con l'attività live. Sì, si suona. Però state già pensando a un album nuovo, no? Magari qualcosina, stiamo qualche già pezzo. pensando a un album nuovo. Qualche pensiero Ogni tanto. Stiamo pensando. E che non riusciamo a star fermi. In generale. No, è chiaro, adesso magari i mesi invernali ci sarà magari una flessione sulle date per questioni logistiche, chi lo sa, magari li scriverete qualche brano in più. Vedremo. Però insomma è appena uscito questa paura del futuro, quindi è tutto ancora, diciamo, da gustare. La portiamo un po' in giro, impauriamo la gente e poi diciamo, magari sperate di ritornare, diciamo, una volta che per una sorta di sindrome di Stoccolma musicale che dovete creare in qualche modo. Vediamo se l'avete creata anche magari questa sera qui in Piazza Vittorio. Adesso che cosa avete ancora in scaletta? Abbiamo l'ultimo pezzo che è un po' il saluto. È un pezzo, salutate così Piazza Vittorio con un brano epico. No, epico non lo so, però si chiama Come Noi ma in italiano, si intitola Prima del tramonto vedi, ecco. Ed è insomma la canzone con cui di solito chiudiamo sempre il nostro set. Va bene, allora ci ascoltiamo anche se è un po' tardi a questo punto, però ci sì, ascoltiamo. Tramonto è andato però vediamo di fare un rewind e sì, immaginatela dove volete, però questa diciamo è Prima del tramonto e loro sono i Before Sunset. Yeah. Io non so se mi sento bene quando la maca si rompe e cado giù. Viene il difficile, viene il difficile, come sai. Resto in piedi già da un po', con le ginocchia giallo sporco e bruciando. Torno prima del tramonto, forse no. 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 A comprare le sigarette, non torni più. Dici che è finito il latte, non torni più. Dici che hai perso il treno e non torni più. Alla fine tanto vale che non torni più. Torno prima del tramonto, forse no. Torno prima del tramonto, forse no. Torno prima del tramonto, forse no. Torno prima del tramonto, forse no.
torno prima del tramonto, forse no. Torno prima del tramonto, forse no. Torno prima del tramonto, forse no. Torno prima del tramonto, forse no. Grazie Before Sunset, un grosso in bocca al lupo, speriamo di riavervi qui prestissimo. Adesso facciamo un breve cambio palco e sarà la volta dell'ultimo artista che abbiamo questa sera, un artista molto particolare. Tra poco qui ci sarà To You Mom.